bentrovati dal Pala Maggiore di Leni. Questa è L84 contro Sandro Abate, gara 2 dei quarti di finale. Si parte dal 5-2 di pochi giorni fa al Pala del Mauro. La L84 vuole chiudere la pratica per accedere alla semifinale, dove potrebbe incontrare una tra Napoli e Sporting Sala Consilina. Sandro Abate Avellino invece arriva qui a Leni con diverse defezioni, come le squalifiche di Dimas, Alex, di Lucio e di Massimo Abate. Squadre che sono entrate in campo agli ordini della squadra arbitrale, che è capitanata da Andrea Saggese di Rovereto, Copat di Pordenone e l'arbitro 2 Giulio Fantino di Savona, il terzo arbitro Gioacchino Lattanzio di Collegno. Invece il crono, le squadre a disposizione di Piero Basile e di Diego Rios, con la Sandro Abate che porta Ducci e Vitiello come portieri, giocatori di movimento Galletto, Canarino, Morra Greco, Botta, Victor Mello, Maltauro, Venezia, Donatiello, Everton e Darici. Risponde la L84 Torino con Victor Lopez e Caique Rodriguez i portieri, Tuli, Fortini, Siqueira, Liberti, Hosico, Ruggero Lopez, Cuzzolino, Giulio De Oliveira, Van der Salas e Murilo Schiocchet. Questi i 12 scelti dal tecnico spagnolo. Ovviamente si stanno per giocare alle 20:30 anche gli altri due quarti di finale in programma, ovvero quelli tra il Napoli Futsal, lo Sporting Sala Consilina, e tra Roma e Feldieboli. La Meta Catania Bricositi invece ha vinto per 11-2 contro la Came Treviso ed è entrata in semifinale, scudetto per il terzo anno consecutivo. La squadra bicampione d'Italia allenata da coach Juanra, che dunque si conferma come la squadra da battere. Dall'altro lato del tabellone la L84 Torino vuole staccare il pass, chissà, vedremo se questa sera arriverà la decisione, diciamo, definitiva del campo, con la possibilità, nel caso in cui il Napoli dovesse girare la serie con lo Sporting Sala Consilina, di fare un replay di quella che era stata una serie di semifinale bellissima 2 anni fa, con una gara 3 spettacolare proprio qui al Pala Maggiore di Leni, dove ebbe la meglio il Napoli. Ma ricordiamo che il Napoli parte sotto con lo Sporting Sala Consilina, che ha vinto 7-5 dopo i tiri di rigore, e questo è un fattore non di poco conto, perché in caso di vittoria del Napoli si andrebbe a gara 3 in programma eventualmente domenica sera, sempre al Pala Vesuvio di Ponticelli. Ovviamente anche la L84, qualora dovesse vincere la Sandro Abate, giocherebbe qui domenica in casa proprio contro la formazione avellinese, che però, l'abbiamo detto, è falcidiata dalle squalifiche e dalle assenze, ma non ha per niente intenzione di gettare l'osso, di rendere la serata facile alla squadra piemontese, che sotto la guida di Diego Rios si è mangiata con quella scelta che ha causato anche non poche discussioni, diciamo, nel post partita. Il primo posto con la Meta Catania, che vinse qui per 2-1 grazie alla doppietta di Turmena, il gol del 2-1 con il portiere di movimento in attacco della L84. E da quella partita lì è cambiato tutta la composizione del tabellone, con la Meta che poi, pareggiando 4-4 contro lo Sporting Sala Consilina all'ultima giornata, è riuscita a strappare il primo posto in regular season, anche se sono arrivate le due squadre a pari punti. Sandro Abate invece, che ha avuto il suo cammino fatto di alti e bassi, con anche un po' di carte rimescolate nel corso del mercato. L84 che questa sera scende in campo con la maglia celebrativa per i 50 anni della SPEA, un kit che è stato presentato nei giorni scorsi. La SPEA appunto è main sponsor della L84, della famiglia Bonaria, che è la famiglia con il patron Lorenzo Bonaria, che guida la formazione di Torino. Ultimi check del campo, spazzolone in corso di utilizzo. Io nel mentre vi invito, voi che ci state seguendo, a schiacciare iscriviti al canale YouTube della divisione Calcio a 5. Stiamo crescendo sempre di più, e ovviamente adesso con i playoff si va ancora di più. È iniziata L84 Torino, Sandro Abate Avellino. Hosico si mette subito in ritmo, prova a sgasare il 10, il passaggio che però non è preciso da parte del capitano della L84.
si aspettava la presenza di Leandro Cuzzolino, che non c'era. Victor Lopez può controllare con le mani. Ossico, Murilo Schiocchetti, sgasata verso la traccia interna, poi prova a chiudere la situazione, riparte Galletto, ha cerchiato il numero 2 della Sandro Abate, Avellino, che chiede scusa. Ha provato a sfruttare il lavoro da parte di Darici là davanti per aprirsi una linea di corsa. Il numero 2, stagione straordinaria per Gennaro Galletto anche dal punto di vista realizzativo. Cuzzolino torna a palleggiare l'84 con Tuli, scarico canonico su Ossico che prova ad andarsene alla sua maniera. Ossico, palla dentro, si fa trovare pronto Ducci alla respinta. Vediamo come risale la Sandro Abate. Avellino fermato alla transizione, scappa via il possesso alla formazione di Piero Basile. Nuovamente Victor Lopez affida penne calamaio a Murilo Schiocchetti, poi Tuli calcia dalla media distanza, rimpallato, si rifugia Ossico dal suo portiere, avanza proprio Victor Lopez che non incorpora il 5 contro 4 e allora Ossico, riallargata la manovra da Murilo Schiocchetti, scambia nuovamente con il suo capitano. 1 contro 1 di Ossico, calcia forte verso la porta di Ducci, deviazione angolo. Prima occasione del match con la frustata di Ossico che frutta il primo giro dall'intersezione delle linee. Cuzzolino di ritorno da Tuli che prova a mettere il pallone dentro l'area di rigore, ancora il pallone che balla lì, bravo Ducci su Murilo Schiocchetti. Vediamo se riparte in qualche modo la Sandro Abate. Avellino, non c'è fallo e allora Ossico a tenere viva la fiamma dell'azione offensiva. Murilo Schiocchetti, velo di Tuli per Ossico che si mette in ritmo. Ossico calcia con il destro, addosso però a Mello, sale Victor Lopez, arcobaleno di Ossico, poi Murilo Schiocchetti ha provato la palleggiata con Cuzzolino che si stava allargando in angolo. Sarà ancora possesso per la L84 Torino. Cuzzolino, giocata dentro, prova a ripartire adesso però con Everton, 1 contro 1 del giocatore di Piero Basile. Ha provato lo sfondamento individuale, si porta a casa l'angolo. Giocatore in maglia numero 22 della Sandro Abate. Occhio alle doti balistiche di Mello che mette giù il pallone, tra lui e il fratello Felipe Mancini di fuoco. Qui Ducci ha provato a imbucare un pallone interessante direttamente nella zona di Victor Lopez, dentro Giulio de Oliveira, quindi cambia un po' la connotazione adesso del suo quartetto offensivo la L84. Ossico, blocco di Tuli, riceve nuovamente il pallone, cerca proprio Giulio de Oliveira, si gioca in un fazzoletto sinistro con pallone che non arriva a destinazione, però ha messo subito il piede sull'acceleratore la squadra di casa. Dentro anche Giuliano Fortini, autore di una doppietta all'andata. Maltauro, arrivato nel mercato invernale dalla CDM Everton, cerca di alzare le marce con il suo sinistro sul secondo palo che viene controllato comodamente da Victor Lopez, e allora prova a riattivarsi l'84 con Giulio de Oliveira. Mirino sulla porta di Ducci, giocata a 2 che non passa Ducci in 2 tempi, prende l'ascensore e agguanta il pallone, poi va direttamente verso la porta di Victor Lopez. Interessante, anche se complicata nella fase di esecuzione, la scelta di Daniele Ducci. Liberty, 1 contro 1 del Diablo, lo accompagna Victor Mello fino in fondo. Francesco Liberty che ha raccontato la sua storia di vita e sportiva durante il podcast di Marco Pasculli. Vi invito a recuperare sempre qui su YouTube. Storia veramente di redenzione pura per il Diablo Francesco Liberty. Maltauro, Mello,
gioco a 2, prova a ripartire Lucas Siqueira, calcia sul secondo palo, ha provato a tenere viva questa azione offensiva l'L84 con Liberty che stava volteggiando sul secondo palo. Il fratello Pedro Siqueira in gol nel pomeriggio contro la Came Treviso. Tanto i Tigers hanno sposto uno striscione a favore di Scappazzoni, uno dei dirigenti storici dell'L84, che qui prova a sfondare. Bravo Ducci, ancora la conclusione. Murata, altro sinistro, il pallone ancora in possesso della L84. Liberty, cono centrale, prova ad alimentare l'azione, non ci riesce, ancora per una sporcatura in prima linea da parte della Sandro Abate Avellino. Sarà ancora una volta rimessa per l'L84, 15-10 ancora da giocare, 0-0 il parziale, ma il tema della partita mi sembra abbastanza evidente. Liberty, libera il sinistro, Ducci si fa trovare pronto, vediamo se riesce da Ricci a dare un po' di respiro alla Sandro Abate. Non è così, sarà nuovamente in possesso per la L84 Torino. Fortini sul punto di battuta dell'angolo, vediamo come decide di giocarla, la palla è fuori, destro da lunga distanza di Lucas Siqueira, facile la parata di Ducci, ma tiene ancora il piede sull'acceleratore l'L84. De Oliveira a dettare il passaggio su Lucas Siqueira, eccolo qua Giulio De Oliveira, parte a 4 adesso l'L84 con Liberty che cercava di passare internamente, tanto traffico per far transitare quel pallone in angolo, e allora Victor Lopez prova a cambiare il tema, scarabocchiato in questo caso, e allora si riparte con il possesso per la Sandro Abate Avellino, che inevitabilmente deve allungare le rotazioni, mette dentro anche Vincenzo Botta che non è al meglio, ma ovviamente deve affidarsi a tutte le energie residue che ha. Qui tanto Ducci a dire di no al destro centrale da parte di Giuliano Fortini, che poi recupera il pallone. Altro pallone che viene intercettato da Ricci. Botta, Maltauro, Everton, Botta, torna da Everton, pisata per Botta, prova a giocare col cronometro un pochino a Sandro Abate per chiamare fuori la squadra di Torino, ma ovviamente la pressione che applica la L84 è estremamente feroce. Liberty, blocco di Tuli, cercare di liberare la corsa del suo compagno, poi si mette in cabina di regia sulle Mantoli. Ancora lui a gestire il pallone, a riappoggiarlo a Liberty che detta il dai e vai, poi Tuli decide di orientare l'azione dall'altra parte, ha capito tutto quanto. Everton che parte in transizione, Everton fino in fondo, Victor Lopez ha capito tutto, è andato in chiusura il portiere spagnolo. Lo rivediamo qui l'intervento bello di Victor Lopez in parata bassa, è rimasto giù Everton, e questa non è una bella notizia se dovesse esserci problemi fisici per il brasiliano della Sandro Abate, perché già ha le rotazioni contate. Tutte 0-0 per ora le partite anche sugli altri campi, tra Napoli e Sporting Sala Consilina e tra Roma e Feldieboli. Si è rialzato Everton, che ovviamente deve uscire dal campo. Basile vuole effettuare il cambio subito con Botta, ma non può farlo, deve aspettare che il
pallone sia in gioco, e dunque Sandro Abate che muoverà il pallone lungo proprio per consentire l'ingresso di Everton. Galletto si riappoggia a Victor Mello. Everton sembra essersi ristabilito. Victor Mello, cucchiaino per Galletto che saggiamente torna all'indietro. Victor Mello, Galletto, fischia il palo maggiore di Leni per questa prima azione manovrata in un certo tipo dalla Sandro Abate dopo tanto tempo. Cercato Everton per l'isolamento, sale dentro Maltauro con la maglia del portiere di movimento, quindi subito situazione di 5 contro 4 per la Sandro Abate. Scelta abbastanza quasi inevitabile. Darici, bravo Victor Lopez, poi Maltauro la tiene viva. Darici in angolo, scippato, Liberty. Victor Lopez esce bene con il fraseggio dell'84, poi Lucas Siqueira vuole andare da Tuli che da solo, Tuli incespica sul pallone, rimontato senza fallo, allontana il pallone Darici. Momento di caos, è rimasto giù sulle Mantoli. Rivediamo il contatto con Galletto, lamenta un colpo al volto sulle Mantoli. Eccolo qui, lo rivediamo, qui perde l'equilibrio, arriva con la spalla sullo zigomo destro di Tuli Gennaro Galletto, che si rende subito conto del contatto. Anche Tuli non lamenta situazioni, diciamo, volontarie. Victor Lopez con l'intercetto, Tuli, che occasione per l'L84 per sbloccarla. Vediamo qui il destro, pallone che scheggia il palo. Fortini protegge il possesso, Darici lo voleva per sé, infatti scopre la prima linea e deve tornare veloce il 23, però non si è mossa bene qui l'L84. Continui cambi dentro Van der Salas. Schiochet, eccolo qua, Murilo Schiochet, dall'indietro per Fortini. Ossico da Murilo. Van der prova a mettere il corpo, lui che è un ex di giornata, accompagnato all'uscita da Victor Mello. Sgasa Van der Salas, grande giocata, Van der Salas, che bel gol del paraguayo. 11:28 è passata la L84 Torino. Lo rivediamo, destro sul primo palo a battere Ducci che stava facendo copertura, e dunque passa in vantaggio la L84 con il gol di Van der Salas. Ma che bel gol! È passata la squadra di Torino. Victor Mello scivola, perde il contatto col pallone, poi lo recupera sulla riaggressione e allora avanza Victor, palla per Darici che calcia verso la porta di Victor Lopez, diagonale lunga di Murilo Schiochet a ostruirgli la linea di tiro. Una deviazione qui dell'84 non ravvisata dagli arbitri. Allora Ducci forte con il rinvio, bravo Maltauro, fermato, ma il fallo è suo. Infatti va a chiedere spiegazioni a Copat, Alessandro Maltauro. Incredulo il pivot italo-brasiliano che lamentava di essere stato strattonato, invece premiata l'azione difensiva di Lucas Siqueira, ritenuta più illegale la strattonata di Maltauro. E intanto prova a sgasare fino in fondo Lucas Siqueira. Ducci
Che parata di Daniele Ducci a tenere in piedi a 10:42 l'1-0. Ha alzato le marce altissime Lucas Siqueira. Eccolo qui, rivediamo la situazione di prima ed è l'allaccio tra Maltauro e Lucas Siqueira. Letto, pressato forte da Murilo Schiochet, chiama in causa Ducci che prova ad avventurarsi in azione personale, rubata di Cuzzolino. Galletto però scippa il pallone al campione del mondo argentino. Darici, pallone che passa per un momento, sporca l'azione offensiva della Sandro Abate, il solito Murilo Schiochet che ha già fatto 200 navette. Murilo, Lucas Siqueira, ancora Murilo Schiochet da Giulio de Oliveira che accarezza il pallone, palla che passa ma c'è Ducci. Tra l'altro le voci di Radio Mercato che danno Leandro Cuzzolino nel mirino della Sandro Abate per la prossima stagione, insieme ad altri elementi che sicuramente potranno cambiare un po' la connotazione della Sandro Abate per la prossima stagione, perché si parla comunque di, si leggono voci di mercato relative a Bellobuono e Borruto e anche a Marcelinho. Ovviamente siamo concentrati su quelli che sono i playoff. Cuzzolino, illuminante la palla sul secondo palo, chiama time out Piero Basile per cercare di far rifiatare un pochino i suoi. Che bella bisettrice che aveva trovato Leandro Cuzzolino sul secondo palo. Fa calda all'interno del palo maggiore di Leini, squadre che adesso vanno alla sospensione tecnica. Io vi ricordo di continuare a iscrivervi, di mettere like a quelli che sono i nostri canali social, anche i canali Instagram, profilo della divisione Calcio a 5, ma qui su YouTube continuate a mettere like ai video e a iscrivervi al canale. Facciamo un giro sugli altri campi perché la Feldieboli sta vincendo 1-0 in casa della Roma grazie al gol di Lucas Braga da Silva. Intanto si è appena sbloccata la partita del Palavisiudio di Ponticelli tra Napoli e Sporting Sala Consilina. Ha segnato Lucas Bolo per il Napoli, 1-0 dunque su tutti e tre i campi, con la Feldi che sta vincendo in trasferta a Rieti al Polo Malfatti. (9:16) al termine del primo tempo. Decide per ora il gol di Van der Salas. Qui ha provato un aggancio estremamente complicato Mattia Canarino. E allora Lucas Siqueira a guidare l'assalto alla porta di Ducci. Regato il gioco su Josico che invita Cuzzolino che perde il tempo della conclusione. Allora prova a imbucare sul compagno ancora De Oliveira. Josico, Cuzzolino lo aspetta a botta, calcia col sinistro. Che gol di Leandro Cuzzolino che fa 2-0, una fucilata del 17 che ha spostato e ha calciato sinistro terrificante che si va a incastonare sotto l'incrocio dei pali. Super gol di Leo Cuzzolino a 8:46, 2-0 dell'84. Che golasso di Cuzzolino, giocata classica per lui, non ci ha voluto fare niente Ducci, un'onda energetica era niente in confronto. E allora si gioca il portiere di movimento Piero Basile per cercare anche di abbassare il ritmo dell'84 e costringere la squadra di casa a mettersi
almeno sulla fase difensiva. Darici, Mello, Darici, torna da Victor Mello, Everton, c'è Maltauro sulla sua linea di passaggio, Darici chiama il giro, Mello, Everton, ancora Victor Mello, giocata interna da parte di Maltauro per tornare da Darici, creato uno scenario differente con quella giocata, ma si torna ancora da Darici, allora alza la prima linea dell'84 che si è stancata, voleva andare per il recupero e ci riesce, non va però per la porta che era sguarnita, sbagliato, e questa è una notizia. Leandro Cuzzolino, il passaggio per Suleiman Toli. Darici, Victor Mello chiede calma, aggancia la prima linea di pressione Rossico, e allora sale anche Liberti, muove il pallone bene la Sandro Abate che libera Everton per andare fino in fondo. Everton, palla dentro, grande chiusura su Galletto da parte di Cuzzolino, sta facendo una super partita Leandro, che poi vuole andare per la porta, pallone che sarà nuovamente in possesso della Sandro Abate, che cerca di allungare l'L84 con una prima linea di possesso molto bassa. Qui intanto Everton calcia forte, sarà solo rimessa laterale per i ragazzi di Piero Basile. Mello, Darici, Mello, Everton, torna da Victor Mello, Darici, Victor Mello, Everton, passa il banda a banda, blocco di Galletto, Darici calcia, grande parata di Victor Lopez, poi non arriva il colpo vincente di Galletto e ci ha riprovato Victor Lopez ad andare direttamente per la porta. Ancora possesso Sandro Abate, Darici, Victor Mello, Everton, si rimette in ritmo il 22, poi ci ripensa e torna dall'ex Petrarca. Darici, Victor Mello, cerca il centrocampo, fischia il palla maggiore di Leni che non gradisce questa situazione, ma è una delle pochissime armi che ha a disposizione la Sandro Abate in questo momento per reggere il colpo contro lo strapotere fisico delle rotazioni della L84. Qui sbaglia Everton ad andare da Maltauro, possesso per la squadra di casa. 6-0-4 al termine del primo tempo, i gol di Van der Salas e Cuzzolino stanno disegnando il parziale sui tabelloni del Palamaggiore. Everton torna da Darici, imbuca su Maltauro che rigioca all'indietro su Victor Mello che deve appoggiarsi nuovamente a Ducci. Darici, pallone complicato, lo gestisce bene Everton, Maltauro prova a rigiocarlo in profondità, pronto a entrare Gennaro Galletto ma con la maglia da giocatore di movimento e non con quella da portiere, dunque vuole far rimpedare qualcuno. Qui Maltauro l'aggancia con il braccio, calcio di punizione in favore della L84 Torino. Schiocchet, Tuli, Murillo, Schiocchet, Tuli, palla imbucata per Ruggero Lopez che ha provato a girarsi, torna all'indietro, destro di Fortini, Ducci, vediamo se arriva Ruggero sulla contro ribattuta, pallone che non passa, doppio palla gol per la L84. Ducci, lungo nella terra di Galletto che ha cercato un aggancio extra lusso, poi tamponata con Galletto che chiede pietà a Saggese che stava arrivando, vediamo se
tiene il cartellino dentro il taschino. L'arbitro 1 della sezione di Rovereto, poi lo stiamo rivedendo. Body check, qui la spinta di Galletto c'è, che va a cagionare la collisione tra Lucas Siqueira e Victor Lopez. Entrambi le mani sulle spalle, va anche a redarguire la panchina dell'L84 saggese. Adesso a dialogo con Diego Rios, che lamenta proprio l'intenzionalità della spinta di Gennaro Galletto. Schiocchet, la battuta del calcio di punizione, il terzo fallo caricato ai danni della Sandro Abate. Tuli, imbucata su Lugero Lopez, chiamato fallo contro l'L84, è la prima chiamata irregolare per la squadra di casa, e giallo anche per Lugero Lopez per protesta. Deve aver detto qualcosa di troppo il pivot arrivato dalla Fortitudo Pomezia nel mercato di gennaio. Mello, lancio lungo, Maltauro, stop a tenere vivo il pallone, poi torna nella propria metà campo difensiva con Victor Mello che aspetta. Poi attiva nuovamente la fase del portiere in movimento la Sandro Abate con Darici in angolo, la maglia del portiere. Vedete sbucare poi in basso a sinistra nel posto teleschermo Galletto. Maltauro con la giocata interna per Victor Mello, ma Victor Mello praticamente è all'altezza dei propri 8 metri difensivi. Galletto vuole rifiatare un po' la Sandro Abate, ancora con Victor Mello. Certo, le assenze di Dimas, di Lucio e Alex dal punto di vista della cifra tecnica stanno pesando in un poco all'interno del playoff della Sandro Abate. Perso 3 giocatori fondamentali, Piero Basile oltre a Massimo Abate. Galletto, lato lato per Everton, torna da Victor Mello che prova l'imbucata, Cuzzolino direttamente per la porta, pallone che non arriva a destinazione a bersaglio grosso. Tentativo di Leo Cuzzolino. Riparte in qualche modo la Sandro Abate, ma l'84 si può dire quasi finalmente torna in possesso e prova a giocare. Cuzzolino con la trivela per far correre Tuli. Ducci sui piedi di Liberti che riaffida a Ossico che vuole andare dentro l'area di rigore. Stava arrivando sulla chiusura del secondo palo Liberti, rivediamo tutto. Altra palla interessantissima con Liberti che non è arrivato a ribadire in porta per pochissimo. Sarà angolo per la L84, pallone fuori, destro di Fortini, deviazione, sarà ancora angolo. Giuliano ce l'ha, la giocata lì. Vediamo se adesso lavoreranno ancora per la palla fuori. Si fa vedere Murilo Schiocchet che detta il movimento. Eccolo qui il sinistro di Murilo, pallone forte ma non preciso per arrivare a destinazione. Galletto, Everton, prestato forte da Lugero Lopez, recupera palla la L84 sinistro, ancora verso la porta di Ducci con Giuliano Fortini che ha cercato nuovamente di castigare Daniele Ducci dopo i gol dell'andata. Schiocchet, Victor Lopez, prestato da Maltauro, ha recuperato il pallone Donatiello, poi non riesce a passare, anzi Galletto.
Eccolo qui, da Ricci con la maglia del portiere in movimento. Diego Rios che rimette il quartetto difensivo. Galletto alla battuta dell'angolo, da Ricci. Victor Mello da Ricci, uno sguardo da Galletto in angolo. Rialzato il pallone all'indietro da Victor Mello. Victor Mello, da Ricci, torna da Galletto, pallone che gli si incolla sotto la suola, poi il sinistro per la porta di Fortini, ha calciato col piede meno nobile il numero 7 dell'84 che per poco non però indirizza bene, ha sbagliato di qualche grado le coordinate. Victor Mello torna da Everton, uno sguardo al posizionamento dei compagni, non premia Maltauro, torna invece da Victor Mello. Galletto si sono invertiti con da Ricci. Ancora Victor Mello a dire, a dettare il posizionamento dei suoi. Everton, Victor Mello, da Ricci, lo pressa Liberti, occhio a Ossico che aveva intercettato il pallone, poi riesce a giocarlo da Ricci prima che arrivasse nella metà campo. Victor Mello, sale Maltauro, la puntata, pallone che finisce fuori. Allora Victor Lopez al rilancio lungo, dove però può arrivare Ducci a riprendere il pallone e risale di nuovo Sandro Abate Avelleno. Everton, Victor Mello, 1:20 al termine del primo tempo, gol di Salas e di Guzzolino di pregevole fattura. Hanno indirizzato per ora gara 2 dei quarti di finale scudetto della Serie A Quinto 2025-2026. Galletto, Mello, Galletto tra le linee. Everton va a occupare la sua zona Maltauro. Galletto, lo aspetta Ossico che attiva i radar. Mello, imbucata forte a cercare da Ricci che stava attaccando il secondo palo, invece poi è andato da Galletto che calcia a sua volta con il sinistro. Occhio a Fortini che vuole far correre Guzzolino, però ha dosato male il passaggio Giuliano Fortini. Tornato Tuli in prima linea per cercare di anestetizzare questa lunga fase di possesso della Sandro Abate, ma torna sotto la propria metà dell'84, non ha interesse a stare alta in prima linea. Allora Galletto da Ricci, dentro tra le linee la cicca Maltauro e occhio a Liberti che può andare per la porta. Victor Mello con il petto. Everton prova a risalire il campo. Everton cerca una variazione sul tema, ancora la gestione del pallone con da Ricci, conclusione forte ma senza deviazioni. 18 secondi alla fine del primo tempo. Sarà un tema che vedremo probabilmente a lungo anche nel secondo tempo. Questo è il portiere in movimento per la Sandro Abate che, l'avete visto, paga comunque le rotazioni corte e cerca di stare aggrappata alla partita con il cronometro. Qui tanto navetta per Murilo Schiocchetta a tenere in gioco il pallone. Vediamo se spinge questa azione, calcia direttamente dalla propria metà campo. Forse stava cercando di trovare scoperta la fase di attenzione di Ducci, che andrà alla rimessa lunga con il colpo di testa. L'ultimo tocco è a favore della Sandro Abate. Ancora Diego Rios che non ci sta sulla chiamata di Saggese. Galletto sul punto di battuta, mini barriera in casa dell'84, pallone che arriva direttamente tra le mani di Diego Lopez. Suona la sirena e fischia 2 volte Saggese. Si va all'intervallo con il risultato di L84 Torino 2 Sandro Abate 0. Decidono i gol di Van der Salas e di Leandro Guzzolino. Sugli altri campi invece sempre 1-0 tra il Napoli e lo Sporting Saragossina, mentre la Feldieboli sta vincendo 1-0 in casa della Roma. Linea che può tornare alla regia. Ci sentiamo per il racconto del secondo tempo.
Ben ritrovati dal Palamaggiore di Leni. Sta per incominciare il secondo tempo di L84 Torino contro Sandro Abate. 2-0 il parziale del primo tempo grazie ai gol di Van der Salas e di Leandro Cuzzolino, che hanno spinto la squadra di Diego Rios sul doppio vantaggio e praticamente a mettere più di una mano sulla qualificazione. Sta per iniziare appunto il secondo tempo, sarà la Sandro Abate a muovere il primo pallone. C'è intervallo anche sugli altri campi, ovvero il Palavesuvio di Ponticelli tra Napoli e Sporting Sala Consilina, e al Palamalfatti di Rieti tra Roma e Feldieboli, con la Feldi in vantaggio per 1-0 e a Napoli invece in vantaggio il Napoli per 1-0. Questo vorrebbe dire che in caso si confermassero le vittorie di Napoli e Sporting Sala sullo Sporting Sala Consilina e della Feldi sulla Roma, entrambe le serie andrebbero a gara 3, in programma domenica alle 20:30, mentre domenica alle 18 con prepartita alle 17:45 su Sky Sport Calcio 202 sul canale YouTube della divisione Calcio a 5 vi raccontiamo la finale dello scudetto femminile tra il CMB Futsal Team e il Bitonto. Tanto passano dietro i ragazzi dell'L84 che sono in tribuna, con Maxi Rescia che dovrebbe rientrare per la semifinale dopo l'infortunio patito ad aprile. Richiamo qui di saggezza ai danni di Maltauro. Dunque è l'84 che va con Murino Schiocchet al sinistro. Altra conclusione, che parata di Ducci! Mamma mia, Luca, in regia rimandamela, ti prego, appena abbiamo tempo. Paratona di Daniele Ducci. Altro sinistro, sarà di nuovo angolo. Per ora c'è l'assalto della L84. Altra conclusione e altra situazione pericolosa. Attacco forsennato dell'L84 che probabilmente vuole mandare in ghiaccio la partita, nonostante faccia un caldo terrificante qui al Palamaggiore di Leni. Altro angolo, blocco su Giulio Di Oliveira che prova a sbucare. Murilo Schiocchet torna all'indietro da Victor Lopez. Sa il portiere spagnolo che inchioda il pallone sotto la suola, avanza, poi calcia sul palo dove stava provando a chiudere l'azione Murilo Schiocchet. Poi il fallo di Lucas Siqueira ai danni di Lugero Lopez. Rivediamo tutto qui. Murilo Schiocchet, la cosa a metà tra l'assist e il tiro. Non ha portato a niente di che dal punto di vista realizzativo, ma occasione importante, già la terza che abbiamo annotato per la L84 in avvio di secondo tempo. Per ora non c'è movimento con maglie sulla panchina della Sandro Abate, ma abbiamo visto che Basile può mettere il portiere in qualsiasi istante. Lungo il leitmotiv del primo tempo. Everton, inevitabilmente la Sandro Abate vuole tenere i ritmi bassi. Victor Mello prova a vincere il contrasto, non ci riesce, ma il pallone è ancora della Sandro Abate con Maltauro che non riesce a tenere viva l'azione. Allora Osico va giù, calcio di punizione, arriverà il giallo per Alessandro Maltauro. Inevitabile il giallo qui per il pivot in maglia numero 9
dalla squadra di Avellino. Ha sgasato Lucas Siqueira. Dentro da Ricci con Maltauro, che poi va a parlare anche con Saggese. Giallo giusto, calcio di punizione in favore della L84. Cala quasi il silenzio alla palla maggiore di Leni. Vediamo cosa sceglie di fare Cuzzolino, che prova ad andare verso la porta. Quando c'è Leandro sul punto di battuta c'è sempre da tremare per le difese avversari. Lui che ha fatto il gol del 2-0. Ducci al rilancio lungo, dove non ci sono però maglie della Sandra Abate. A Victor Lopez, affida il pallone a Fortini. Murilo Schiocchet, piccolo trotto, bypassato Fortini, poi palla in angolo verso Giulio De Oliveira da parte di Lucas Siqueira. Ducci ha potuto controllare, poi pressione molto forte dalla prima linea dell'84, che recupera il pallone. Occasione gigante per Giuliano Fortini. C'è stata deviazione, angolo. La rivediamo qua, puntata, deviazione decisiva. Altro tiro da parte di Giulio De Oliveira. Questa volta Ducci in due tempi può controllare e va al rilancio lungo con le mani a cercare il movimento di Everton. Inglobato il pallone dalle mani di Victor Lopez. Siqueira, tratto Liberti, Fortini vuole connettere il triangolo con De Oliveira. Liberti, ancora De Oliveira, esterno, giocata corta, poi Lucas Siqueira prova a sfondare. Il cambio, Giulio De Oliveira dentro Van der Salas, che lo vedete indossa un tutore al ginocchio destro, non al 100% il paraguayo, che però ha fatto un gran bel gol nel primo tempo per sbloccare la partita. Tuli torna nella sua metà campo, proprio Van der Salas ha un'opzione di passaggio in Francesco Liberti, invece affida la costruzione a Victor Lopez, che sale nella metà campo della Sandra Abate. Galletto ha provato a oscurargli una linea di passaggio, poi cerca di muovere il pallone la L84, provando a liberare la conclusione di Fortini. La deviazione ultima di un giocatore in maglia nero-verde, e allora possesso per la Sandro Abate. Maltauro con la maglia del portiere in movimento. Victor Mello va da Galletto, si ritorna con la danza del portiere. Everton, Mello, Galletto, Mello per Everton, balla Cuzzolino per oscurargli le linee di passaggio, poi prova ad alzare la linea di pressione l'L84, muove bene il pallone la Sandra Abate con il sinistro di Galletto. Victor Lopez a dire di no. Victor Mello da Galletto, da Ricci in angolo, ignorato. Everton, finta poi tra le linee da Maltauro, che rigira il pallone su Victor Mello. Riciclata la manovra con Everton, torna ancora da Victor Mello. Maltauro si è abbassato lui, non riesce a passare, allora l'L84 prova ad andare verso la porta. Fortini sterza e torna all'indietro per gestire il possesso. Esercizio stilistico adesso dell'L84, che non vuole far rientrare Ducci. Vediamo se poi affonda verso la porta. Tuli
Victor Mello torna da Cuzzolino, Victor Lopez si avventura in una sgasata personale, poi apre con l'esterno destro, Galletto vuole andare verso la porta, il possesso è in favore della L84 e dunque torna Daniele Ducci tra i pali della Sandrabate. 15-22 ancora da giocare. Entra lo spazzolone perché il sudore incomincia a farsi sentire. Intanto lo Sporting Sala Consilina, la girata al Pala Vesuvio di Ponticelli, 2-1 per la formazione di Felipe Conde, con i gol di Arillo e di Felipe Mello. Ovviamente la gara la potete seguire qui sul canale YouTube della Divisione Calcio 5, ma anche sul canale 201 di Sky Sport, Sky Sport 1, una grande prima serata. Tuli. Se invece siete dei malati di futsal, vi mettete L84 Sandrabate su un dispositivo, e se avete anche Sky mettete Napoli Sala Consilina. Qui Botta alza il pallone, prova ad andare Everton fino in fondo. Everton a farsi sentire soltanto sull'esterno. Fortini torna a giostrare lui, vediamo Giuliano se prende il cono centrale e poi cerca di far passare un pallone complicato verso il movimento di Suleiman Tuli. Era buona l'idea, l'esecuzione un po' complicata. Ducci invitato a rimettere il pallone lungo lungo, proprio dove c'è però Victor Lopez. Liberty. Cosico prova ad andarsene su Donatiello e a mettere il pallone dentro l'area di rigore. Sarà ancora possesso per la L84 con la rimessa laterale affiata al destro di Cosico, che ha cercato di chiamare in causa Cuzzolino. Altra deviazione, nuova palla da fermo per la L84 transitata su Cosico. Cuzzolino, botta terrificante, ma ha colpito il pallone un po' troppo dal basso verso l'alto. È decollata la sfera, targata a Munic. Botta da Darici, ancora Vincenzo Botta che alza questo campanile sulla aggressione feroce dei giocatori della L84. Schiocchet cerca di alzare le marce, palla dentro in area di rigore, ancora giocata lì, provato il super numero Van der Salas, non ha trovato la porta. Sarebbe stato probabilmente un gol che avrebbe fatto venire giù il pala maggiore di Leni con la mezza rovesciata. Ha provato la calderollata Van der Salas. Victor Lopez prova a gestire il pallone Salas in mezzo a due giocatori della Sandrabate, poi pisa la palla in fallo laterale perché non aveva più opzioni di passaggio. Torna il tema del portiere di movimento in casa Sandrabate con Alessandro Maltauro, ma il giocatore designato a indossare la maglia del portiere di movimento. Galletto, Victor Lopez, lo schieramento è sempre lo stesso. Everton e Maltauro Mancini da questa parte, Victor Mello in cabina di regia, Galletto e Darici invece sulla fascia opposta. Everton lo pressa Tuli, riaffida la manovra a Victor Mello. Everton ha spazio per andare, prova a rientrare il brasiliano, pisata su Maltauro che la gioca pulita su Victor Mello. Galletto, Victor Mello, ancora Gennaro Galletto,
riaffida a Victor Mello. Everton, indemoniato Diego Rios nel sistemare le spaziature dei propri giocatori sulla fase difensiva, trasformare l'1-2-1 in 2-2. Everton prova a mettersi in ritmo con Osico che ha la stessa andatura, lo stesso ritmo. Galletto, Victor Lopez prova una variazione sul tema. Maltauro riaffida ancora Victor Mello. Galletto però non può attivare il DRS e arrivare su questo pallone giocato con il piede meno nobile da Victor Mello. Dentro Donatiello, anche lui comincia a prendere un po' di minuti, numero 18 della Sandrabate in questa partita. Fortini, sinistro proprio addosso del quadricipite di Donatiello, angolo per l'84 Torino. Ricordo le date delle semifinali: il 16 giugno gara 1, il 19 gara 2, eventuale gara 3 il 21. Programmazione poi la troverete tutta sulla divisione calcio a 5, sito divisionecalcio5.it. Tanto Galletto è andato proprio a placcare Van der Salas e arriva il giallo da parte di Copat ai danni di Gennaro Galletto, che ha letteralmente cravattato con nodo e contronodo Van der Salas, che aveva preso ritmo nel cono centrale per attaccare quella situazione di campo. Calcio di punizione in favore dell'84, terzo fallo caricato ai danni della Sandrabate e giallo per Gennaro Galletto. Conciliabolo sul punto di battuta con Cuzzolino, Osico e Tuli. E Liberti alto in angolo. Batuli, finta, giocata corta su Liberti, respinta la conclusione del numero 9. Sale Victor Lopez, ha carezzato il pallone Cuzzolino. Osico ha provato ad andarsene ma il campo era finito. Torna Maltauro in campo. Mello da Galletto, da Ricci, Mello, Everton. Maltauro era entrato tra le linee e poi si è riallargato. Galletto, Mello, ancora Everton. Mello per Galletto, pressato Maltauro da Osico, che ha scambiato la posizione, poi qualche contatto non gradito da Osico con Maltauro, cercato da Ricci in angolo, pallone che però è finito fuori. Sarà proprio calcio d'angolo per la Sandrabate Avellino, che dunque può tenere il quinto di movimento. Ne approfitta Diego Rios per mettere dentro Giuliano Fortini, altro giocatore estremamente dotato nella fase difensiva per quanto riguarda questa situazione speciale. Everton lo aspetta Osico, finte di corpo, riaffida il pallone a Victor Mello, che invece riscarica la patata bollente ad Everton. Da Ricci, risalito lui, torna su Everton. Maltauro, allargata da Mello, da Ricci. Mello vuole imbucare il pallone verso l'area di rigore, occhio che può ripartire Victor Lopez e allora corre la L84 con il pallone però che è giocato male, e allora sarà rimessa laterale in favore della Sandrabate, ribattuta da Everton. Victor Mello, Everton, uno sguardo al cronometro che dice che mancano 10 minuti e 32 secondi al termine della partita. Everton, Victor Mello, sale la pressione dell'84 che vuole rubare palla. Maltauro tenuto da Cuzzolino, che poi pianta il piede, poi fa una grande giocata, avanza Leandro Cuzzolino, giocata a due con Osico che voleva chiudere il triangolo. Siamo dall'altra parte con Galletto che vuole andare fino in fondo, tamponato in maniera legale da Francesco Liberti.
Ma che giocata aveva fatto Leandro Guzzolino prima. Piantato il piede sul pallone, poi ha fatto sparire la palla in un non nulla. Fenomenale. Ultimi 10 minuti sul cronometro. Sandro Abate che gestisce ormai questa situazione. Everton 1-2 con Maltauro che si chiude. Everton calcia, passava di lì ma non per caso Leandro Guzzolino. Ancora possesso per la formazione avellinese. Mello, Darici, Mello, una sfinge Basile all'interno della sua area tecnica. Mello prova a far passare il pallone, ha riconquistato solo per un istante all'84. Poi ancora Sandro Abate con Victor Mello. Everton torna da Victor, veloce ma alto da Darici, quindi si perde tempo. Everton pressato forte da Tulli, possesso è in favore della L84 e Basile chiede calma ai suoi nella gestione del pallone. Gioco ancora fermo. Si riparte con il lancio di Victor Lopez direttamente tra le mani di Daniele Ducci. Ritorna il portiere di movimento per la Sandro Abate Avellino, che però c'è da dire che non è arrivato praticamente mai alla conclusione col portiere di movimento. Maltauro prova a scarabocchiare in maniera diversa la fase difensiva dell'L84, non ci è riuscito Alexandre Maltauro. Victor Lopez, puntata lunga, ha cercato qualcosa di molto difficile Lucas Siqueira, quindi abbastanza complicato che potesse controllare questa puntata di Victor Lopez. Riscappa in avanti la Sandro Abate col portiere. Everton, Maltauro, Victor Mello, Galletto, Victor. Everton ormai filastrocca abbastanza consolidata per la Sandro Abate Avellino. Everton finte, poi va da Victor Mello. Galletto alza la pressione giù di Oliveira, provano a rubare il pallone quelli dell'84 che vorrebbero l'ultimo tocco a loro favore, non è d'accordo invece la coppia Saggese-Copat, che dunque concede il possesso alla Sandro Abate e chiama time out Piero Basile. E dunque mentre c'è sospensione tecnica
Sguardo cosa succede al Pala Vesuvio di Ponticelli. Ha pareggiato il Napoli 2-2. Guillermao, mentre la Feldieboli sta vincendo sempre 1-0 al Pala Malfatti di Rieti contro la Roma. Questo risultato porterebbe la serie a gara 3. (7:51). Ancora da giocare il time out chiamato da Piero Basile, che approfitta fino all'ultimo istante per spiegare i movimenti e quello che vuole da parte dei propri giocatori. I 5 in campo sono sempre gli stessi. Qualche secondo aggiuntivo lì vicino alla banchina per i ragazzi della Sandrabate. Maltauro e Darici a colloquio, dall'altro lato anche Diego Rios con Francesco Giuliano a dare indicazioni ai ragazzi che stanno in panchina. Si riparte. Con il solito spartito. Mello, Maltauro, stavolta agisce direttamente tra le linee. Cambia questa situazione in partenza. La Sandrabate con Maltauro a lavorare dentro il quadrato difensivo. Galletto prova ad andare per la conclusione. Deviazione. Ancora possesso per la Sandrabate. Mello. Everton si dimentica per poco il pallone, stava arrivando Fortini. Galletto, Mello. Ancora Mello dopo che ha avuto l'SMS di ritorno da Everton. Mello. Osico si è stancato. Pallone che viene recuperato, finisce fuori. Un gesto quasi di stizza di Osico, che ha deciso di alzare la prima linea di pressione per dire andiamoci a prendere sto pallone. Grande esercizio di fase difensiva, almeno questo credo che Diego Rios in settimana potrà non provarlo nel corso degli allenamenti, perché credo che arriveremo ad almeno un tempo effettivo di portiere di movimento da parte della Sandrabate. Lo sapevamo che poteva finire così, viste le defezioni della squadra di Piero Basile. Mello. Everton perde il pallone, occhio a Fortini. Calcio di punizione giallo per Victor Mello, però il fallo di seconda, chiamato gioco pericoloso da Saggese. Calcio di punizione per la L84, non si cumula il fallo, ma il cartellino per Victor Mello invece è arrivato. 6:30 ancora da giocare. Credo che ci sarà bisogno evidentemente dello spazzolone, vista la strisciata evidente che c'è sul terreno di gioco. Sulle Mantuli sul punto di battuta. Occasioni che praticamente sono state segnate, diciamo, sul tabellino tra i primi sostanzialmente 5 minuti di gioco. Poi è entrato in scena il portiere di movimento della Sandrabate, che ha anestetizzato un po' le emozioni offensive della partita. Giulio De Oliveira prova a mettersi lui in isolamento, torna invece da Lucas Siqueira. Coinvolto Victor Lopez, che sale nella metà campo della Sandrabate.
Vediamo se stressa adesso l'84 la fase difensiva della formazione irpina. Victor Lopez, palla in angolo. Ancora trovata questa soluzione con Tuli, che però esattamente come Murillo Schiocchet non è riuscito a girare verso la porta. Qui la rivediamo, la giocata forse un po' troppo forte da parte di Victor Lopez. Tuli gioca con Lucas Siqueira, ricoinvolto da Murillo Schiocchet, che alza il campanile nella zona dove avrebbe voluto trovare Gio de Oliveira. Invece è arrivato il colpo di testa di Victor Mello, poi pallone allontanato e dunque Maltauro con la maglia del portiere. Corre subito Gio de Oliveira al cambio perché si è accorto che Alessandro Abate stava mettendo il quinto di movimento. Mello, pallone imbucato con difficoltà. Nuovo giro di cambi in casa dell'84 con Diego Rios, che sostanzialmente ha messo nel freezer Lugero Lopez dopo il giallo del primo tempo. Credo che non lo vedremo più. Colpo di testa per la palla che scappa quasi a Ducci, vicina al gol del 3-0 l'84. Azione quasi sorprendente nel suo sviluppo. Ritorna il portiere in movimento in casa Sandro Abate. Osico altissimo in prima linea a cercare di infastidire la prima fase di possesso. Infatti è tornato Ducci, che adesso va al cambio con Maltauro. Victor Mello, Darici, Mello, Maltauro ha battuto, concesso vantaggio. Galletto non ha trovato la porta. Volevano almeno un cumulativo dalla panchina della Sandro Abate, che ci poteva stare. Fuori il quartetto difensivo, dentro quello offensivo. Ormai situazione diventata standard in casa dell'84, vista la strategia adottata dalla Sandro Abate. Victor Lopez, si può ritornare con il rilancio lungo. Occhio che è finito giù Ducci. Dopo il contatto con Gio de Oliveira ha messo giù male, forse il ginocchio, è andato. Si rialza poi l'ex portiere della Roma. Eccola qui. Ha rischiato una mezza scavigliata Daniele Ducci. Tema portieri Victor Lopez. Tuli, Lucas Siqueira molto bravo. Ancora Tuli dopo aver ricevuto da Gio de Oliveira. Lucas Siqueira preso a uomo da Everton. Tuli, lo Schiocchet, Tuli, elastico di Gio de Oliveira, elegante anche il controllo a evadere la pressione di Galletto. Schiocchet, Galletto, ruleta, grande giocata di Gennarino Galletto, che prova
a trasformare l'azione in offensiva. Ha capito tutto però Lucas Siqueira, che calcia verso la porta di Ducci. Intervento pulito del portiere, poi Everton disegna questo passaggio banda a banda, ma i giocatori della Sandrabate fanno visivamente fatica a spingere con determinazione le transizioni. Infatti torna il portiere in movimento, decisamente più freschi quelli dell'84. Darici, lato lato per Everton. Victor Mello, intercettato il pallone, Mello arriva, poi mezzo blocco su Liberty, palla che arriva in area di rigore, non è riuscito a girare in porta Maltauro. Galletto voleva l'angolo, recupera il pallone Victor Mello e l'altro Victor Lopez. Un po' di confusione. Nuovamente lo spazzolone dentro. Mancano 2 minuti e 49 secondi alla fine di questa gara 2. Con la L84 che dunque intravede il pass per la semifinale. L'84 Torino che giocherebbe gara 1 in trasferta e poi gara 2 ed eventuale gara 3 in casa. Stesso discorso invece per la Covei Meta Catania Brico City, che aspetta il segnale. Ha segnato il Napoli, dunque 3-2. Palla Vesuvio dell'84 che guarda con grande attenzione a questa partita, perché da lì potrebbe uscire l'avversario. Victor Mello, prestato forte da Giuliano Fortini. Riparte l'84 con Tulli. Victor Lopez, arcobaleno a cercare Tulli, è sbucato Maltauro che era rimasto in campo con la maglia del portiere di movimento, non passa e allora si va per la porta. Pallone che finisce fuori, ci ha provato Lucas Siqueira con il piede sinistro, senza però trovare il bersaglio grosso. Everton accompagnato all'uscita da Cuzzolino in maniera legale. Everton, Maltauro, Victor Mello, risale lui. Everton, Mello, Darici. Everton risalito addirittura Galletto in quella porzione di campo, stremato. Nuovo possesso per l'84 che rimette dentro Giulio de Oliveira e Murilo Schiocchet. Scappa via Lucas Siqueira con Everton che va a pressare Victor Lopez. Rilancio lungo, colpo di testa di Victor Mello, tacco volante di Galletto, Schiocchet, de Oliveira per Siqueira, si torna da Murilo Schiocchet, Tulli. Murilo, si alza il pallone, lo intercetta Galletto, fallo da parte di Giulio de Oliveira, calcio di punizione in favore della Sandrabate. Ultimi 91 secondi di questa gara 2. Con Osico che chiede nuovamente lo spazzolone a indicare la strisciata di sudore, ha consentito l'ingresso dello spazzolone.
ripristinato l'asciutto sul parquet del Palamaggiore di Leni. Con la punizione in favore della Sandro Abate. C'è Victor Mello sulla palla. Everton. Ancora il portiere in movimento della Sandro Abate che porta a un angolo. Everton, Maltauro, Mello. Ha mai calciato in porta Victor Mello, ogni volta che ne ha avuto diverse volte la possibilità di poterlo fare. (1:07 al termine). Sta andando via in maniera un po' più lenta questa seconda fase della partita, ma siamo arrivati, mancano 3 secondi al rettilineo finale. Tuli sul punto di battuta, giocata fuori per Victor Lopez, che arriva al limite dei 4 secondi a liberarsi del pallone che Murillo Schiocchetto stava provando a girare al volo dentro l'arco dell'area di rigore, ma era finito fuori. Rimane Maltauro con la maglia del portiere in campo, si alza Galletto sull'altro angolo. Everton, Mello rigioca su Darici. Mello ha alzato il pallone, ormai stremato Victor Mello. Victor Lopez per Victor Mello. Fortini a un passo dal 3-0. Everton ricevuto da Maltauro. Victor Mello, piccolo trotto la Sandro Abate, riesce a far arrivare il pallone nella zona di Galletto. Darici, Everton, angolo per Maltauro, torna ancora da Everton. Victor Mello, Darici calcia ma senza trovare spazio perché c'è stata deviazione. Calcio d'angolo per la Sandro Abate quando mancano 15 secondi alla fine della partita, con ormai possiamo dire la L84 Torino che accede alla semifinale scudetto e attende il risultato della serie tra Napoli e Sporting Sala Consilina per capire chi sarà la sua avversaria. Congelato tutto, suona la sirena, a posto così al Palamaggiore di Leni. L'84 vince 2-0 contro la Sandro Abate Avellino e dunque stacca il pass per la semifinale, come ha fatto la Meta Catania Brico City, le due capoliste a pari punti della regular season. Dunque fanno il loro dovere, eliminano Came Treviso e Sandro Abate e aspettano le loro avversarie dal Palamaggiore di Leni. È tutto, io vi ricordo il finale 2-0 per l'L84 con i gol di Van der Salas e di Leandro Guzzolino. Grazie per essere restati con noi, grazie da Pietro Mazzara e alla prossima e buon futsal a tutti sul canale YouTube della Divisione Calcio C. Ciao!